In trasmissione siamo al Museo Etnografico di Luras, dove vi abbiamo spiegato la figura mitologica dessa femmina accabadora, cioè questa signora che con un martello finiva i malati terminali che stavano soffrendo troppo. In questo museo abbiamo scoperto però che c'è anche questa figura altrettanto mitologica e misteriosa dell'accabadore, cioè un uomo che, essendo un uomo, invece veniva usato per finire i cavalli. Non sto scherzando, è una pratica che si faceva fino neanche a tanti anni fa, e qui nel museo è stato rinvenuto l'ultimo esemplare del saccabadore. Quindi qui in questo museo da 800 anni resiste questa figura misteriosa di cui nessuno ha mai svelato l'identità. Noi oggi lo faremo per voi e finalmente scopriremo, signore e signori, chi è Saccabadore. La gente non ti vede, eccola. Perché Saccabadore? Perché sei qua? Io stavo dicendo una cosa seria. Che c'è? Ah, ti vuoi accomodare? Cioè, io stavo dicendo una cosa seria. Saccabadore, quello che uccideva i cavalli, quello che poneva fine alle loro sofferenze. Tu cosa c'entri tu? Cosa c'entro io? Cioè, io mi sono ritrovato, intanto ringrazio Pala, il proprietario del museo, per avermi dato questa possibilità. Perché l'idea era continuare a scrivere canzoni, darle ai miei colleghi, ai sardi. Questa è stata una possibilità che ho colto e ho accettato, perché Pala ha fatto questo concorso. Ma non è un concorso, non si vince niente qua. Cosa stai dicendo? Non c'entra niente, lui è vestito in questo modo per un altro motivo. Diciamo, anche perché ringrazio anche tutte le altre persone che non ce l'hanno fatta. Io come idea non ce l'avevo. Ma di che cosa? Di fare Saccabadore, cioè questo personaggio mitologico, 800 anni, 850 ne ho io, 50 Paolo Fresu. 50 Paolo Fresu, quindi ho detto facciamo questo personaggio, lo fa, mi dispiace per Giuliano che si era candidato. Chi Giuliano? Giuliano Maruggi, però... cosa c'entra Giuliano Maruggi? Ha scelto la parte maschile, io non è che volevo adesso bisticciare ancora un'altra volta, grazie a te che mi dai questa possibilità della copertina. Ah, ecco, vedete che lui scherza però poi arriva al dunque. Allora, perché Leandro è vestito da Saccabadore? Come alcuni di voi sanno, noi usciamo anche con un giornale, ma non è che mi voglio pubblicizzare il giornale, mi preme farvi sapere questa cosa che mi piace veramente, perché Leandro a 50 anni ha deciso di fare un'altra esperienza, se fosse ancora possibile aggiungere, nella sua vita, cioè quella di fare Saccabadore, cioè il picconatore sardo, una sorta di Mughini in Sardegna che scriverà in questo giornale una parola piena, già lo dice la parola stessa. Che cosa? Saccabadore, cioè Saccabadore che contiene anche la parte musicale, che è la mia passione da quando ero piccolo. Saccabadore, quindi queste due note musicali che si sposano, io che cresco nelle campagne di Do Maiore, che è una canzone che ho scritto in piaghe, adesso le persone comunque a casa poi vedranno, perché la gente sembra ma no, sembra distratta, però con internet, Facebook, tutte, perché i divorzi aumentano? cosa c'entra? Perché aumenta? Perché la gente si iscrive ai Facebook, si dimentica delle bugie che dice siamo zero che li cura fuori. È vero, è verissimo. E io volevo farti dire che cosa sarà il primo articolo che scriverai così un po' fuori dalle righe, non ce la facciamo. Vabbè, io ti ringrazio per avermi dato la possibilità di essere in copertina al posto di questa gabbadora, perché ma lei non è una gabbadora. Le donne adesso non hanno una gabbata, sono bien. Comunque noi lo seguiremo anche in televisione, cioè faremo una serie di puntate in cui anche noi saremo un po' una voce fuori dal coro in certi argomenti che oggi ci vuole, perché le inchieste giornalistiche secondo me stanno un po' facendo, insomma, scoprendo delle cose che la gente probabilmente non sapeva o faceva finta di non sapere. Ad esempio, io oggi mi sono fatto crescere la barbetta proprio come te, per assomigliare un po' a te, a Saccabadore, e lo voglio fare un po' anch'io. Cioè io volevo rendere noto a tutti quanti il fatto che in Parlamento, nel Parlamento italiano, esistono 20
3, ora 24 parlamentari condannati. Condannati? Ma cosa stai facendo? Condannati in terzo grado, cioè in Cassazione, cioè chi legifera è fuori legge. Questa cosa forse non la sanno tutti, io vorrei mandarvi in onda questa piccola clip dove vi facciamo proprio vedere i condannati in Parlamento. Non rischiamo nessuna